Prevenire la violenza di genere, questo il chiaro titolo del convegno promosso dall'Associazione Il Pardo che si è svolto lo scorso 29 novembre ad Asolo con lo scopo di informare, sensibilizzare e prevenire la violenza sulle donne. L'Associazione Culturale Il Pardo nasce infatti con lo scopo di promuovere progetti partendo dal presupposto che su temi attuali e importanti come questo si debba necessariamente partire dai giovani. Noi con questa associazione creiamo cultura, informazione e formazione lavorando sul sociale, cioè coinvolgendo quello che è tutto la qualità del territorio che può esprimere qui ad Asolo. Fondamentalmente il problema, anche se c'è una legge regionale del 2013 che va a salvaguardare chi subisce il danno, noi facciamo la prevenzione. Per noi la prevenzione è partire dai giovani, creare sociale nei giovani in maniera tale che loro abbiano questa educazione nel rispetto delle forme che si trovano di fronte. Ma dare informazione, perché se ne parla ma non nella maniera corretta, non più di tanto, e secondo me c'è bisogno di dare più informazione, appunto perché se ne parla poco e bisognerebbe dare più informazioni sia sulla scuola, ma cominciare soprattutto dalle famiglie. I numeri dei femminicidi e degli episodi di violenza sulle donne destano preoccupazione, una violenza sempre più subdola che si manifesta soprattutto nell'ambiente domestico e lavorativo e recentemente anche nei social network. Questo è inaccettabile, non si può pensare che uno Stato che vuol dirsi civile, colto ed evoluto possa accettare una vergogna simile. Molto c'è da fare sul piano normativo, è stato fatto abbastanza ma bisogna insistere, sul piano giudiziario, processuale, per dare strumenti anche alle forze dell'ordine per intervenire, purtroppo quando è troppo tardi. E molto c'è da fare tra politica, istituzioni, associazioni che sul territorio sono molto presenti e attive per concretamente mettere insieme una rete di aiuto, di sostegno a tante donne che, ribadisco, purtroppo spesso anche in ambiente domestico subiscono queste forme di violenza. Gli strumenti per contrastare questo fenomeno ci sono e il livello di possibilità di intervenire anche preventivamente si è alzato. Il nostro problema, come spesso succede in tantissimi altri settori della giustizia italiana, è la fase esecutiva. Che cosa succede nel momento in cui io tento di attivare una tutela cautelare, una misura anticipata, vado a scontrarmi con una realtà che molto spesso mette in difficoltà le persone offese e i denuncianti, che avrebbero prima di tutto bisogno di un sostegno psicologico molto qualificato, immediato e duraturo, e anche molto spesso di alternative residenziali. C'è ancora molto da fare, ma l'impegno dell'Associazione Il Pardo prosegue attivamente nell'informazione.